E allerta meteo su tutto il Triveneto e soprattutto sulla gronda lagunare. Da ieri sono cominciate le manovre di scarico dei canali da parte del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Ad essere tenuto sotto osservazione è l'intero bacino che va dal Sila, al Dese, al Brenta fino all'Adige. Sorvegliato speciale è il bacino del Muson dei Sassi, esposto molto spesso in caso di abbondanti precipitazioni al rischio di piene del canale Muson, un corso d'acqua di carattere torrentizio. Le pompe mobili sono state caricate sui mezzi, pronte per essere trasportate nei luoghi allagati. La mobilitazione è scattata per le previsioni meteo che hanno annunciato ancora 5 giorni di pioggia e vento, dopo quello di oggi, sulle regioni centrali e quelle del nord, mentre va meglio al sud, dove nel weekend si toccheranno anche i 30 gradi. Sulle regioni del nord si avranno ben 3 perturbazioni in rapida successione, con temporali e precipitazioni abbondanti, e in qualche caso anche violenti. Giove pluvio, come nel mese scorso, ha diviso l'Italia in due, portando un clima quasi autunnale al nord e sereno al sud. La primavera, iniziata zoppicante, subisce dunque un nuovo tracollo. E non è finita qui. Sabato, aria fredda dal nord Europa riporterà la neve a 1400 metri sulle Alpi, su valori tipicamente di fine autunno.